Con coach Messina, intanto grazie per il tempo che ci ha dedicato, un buon banco di prova, quello che la sua Olimpia ha affrontato in questa prima gara al 13° trofeo City of Cagliari, ormai ospite fisso. Grande amicizia che la lega con Bruno Perra sicuro, però la Sardegna è una terra insomma, che lei ama. Molto, molto, quando posso vengo sempre, lo sapete, Bruno è un grande amico, bello venire a Cagliari, bello giocare il torneo qui, quindi sono contento. Abbiamo giocato una partita credo a ritmi più alti del previsto, perché noi abbiamo fatto praticamente solo 2 settimane di allenamento, quindi sono contento e continuiamo a lavorare. Aspettando i nazionali. Aspettando i nazionali che hanno ovviamente speso molto, magari i tre nazionali italiani torneranno un po' frustrati per non, da un lato il risultato, arrivare nelle prime 8 è molto importante, credo che magari ci sia un po' di rimpianto perché probabilmente si sperava che riuscissero a fare quel passo decisivo e invece sicuramente Voigtman e Maudolò saranno strafelici comunque vada alla finale di domani. Comunque sono fortunato ad avere una squadra lunga, una squadra con gente che lavora bene insieme e speriamo di fare una buona stagione. Ottimi innesti quelli che lei ha portato al suo roster per una stagione che dovrà vedervi protagonisti, anche perché c'è poco da respirare. Supercoppa, campionato, Eurolega, davvero grandi impegni. Sì, sono grandi impegni difficili, impegni ovviamente molto motivanti, però ho dei ragazzi che hanno grandi obiettivi nella loro testa e quindi ci prepareremo per questo, sperando di avere anche quel pizzico di fortuna a livello di infortuni che è necessario per tutti quelli che hanno una buona stagione. Devi essere sano nei momenti importanti e speriamo di riuscire a fare bene. Grazie coach. Grazie a lei.